Sì, sicuramente ho parlato con l'assistita, su questo al momento mantengo le informazioni riservate. Grazie, è sicuramente evidentemente provata e in uno stato insomma, comunque psichico che richiede degli accertamenti e delle cure. Così l'avvocato Chiara Valente, legale difensore di Olena Stasiuk, 55enne di origine ucraina, accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni Giovanni, tagliandogli la gola nel suo appartamento di Piazza Marconi a Muggia. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto non è stata possibile per legittimo impedimento. La donna è infatti ricoverata dal momento del fermo nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale maggiore di Trieste. Ci dovranno essere degli accertamenti clinici sul suo stato di salute e quindi confermo che non ha potuto partecipare all'udienza. Già chiara la linea difensiva, verrà richiesta una perizia psichiatrica sulla donna per capire se sarà in grado o meno di assistere al processo. Insomma, l'interrogatorio di garanzia è ovviamente rinviato a un momento in cui ci auguriamo potrà partecipare attivamente al procedimento e sicuramente sarà opportuno avere una valutazione clinica psichiatrica e una perizia psichiatrica sulla sua capacità di partecipare al procedimento. Questa era solo l'udienza di convalida.